circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda l'angolo della musica classica. Conduce in studio Oretta Pierotti Cei. Eccomi qua amici carissimi, primo sabato di ottobre, buongiorno a tutti, buongiorno ad Andrea, il nostro collega al di là di un vetro che non c'è, e buongiorno soprattutto al graditissimo ospite, a Domenico Famà, maestro Domenico Famà. Buongiorno maestro Domenico. Buongiorno Retta, buongiorno a tutti, buongiorno. E tu ti trovi nel sud profondo, in una città bellissima, Domenico. Vuoi dire... Sì, in realtà sono in viaggio in questo momento. Ancora sei in viaggio? Stato... Ti sei fermato? Sì, certo. Però ti sei fermato perché stai andando a... Mi sto dirigendo a Matera, però sono stato giù in Sicilia per dei lavori e quindi insomma sto ritornando adesso a Matera. Ma Matera è diventata la tua città d'adozione? In realtà non proprio, nel senso che vivo qui da qualche mese, ma per diversi motivi, ma soprattutto perché insegno al Conservatorio di Taranto, al Conservatorio Paisiello di Taranto, e quindi per una serie di motivi e anche di coincidenze mi trovo a vivere lì, e nel frattempo però appunto lavoro al Conservatorio e viaggio sempre per insomma lavoro di direttore e adesso d'orchestra. ne parliamo. Intanto Sì. presentiamo il nostro ospite. Mettiti in una buona posizione, perché diversamente la voce poi si confonde. Allora, il maestro Domenico Famà è catanese di nascita, sei un chitarrista classico perché hai iniziato proprio con lo studio della chitarra a 7 anni, dico bene Domenico, e a 9 hai tenuto il tuo primo recital solistico. Che emozione per un bambino tenere un recital solistico. Te lo ricordi ancora? Sì, perché però ricordi un po' vaghi. Un po' vaghi. Comunque, sì, diciamo che non c'era, ecco, quel nervosismo che magari poi arriva quando si è più certo. quindi è stato tutto molto istintivo, diciamo. Si è più spontanei, a 9 anni non si ha ancora la convinzione, l'emozione di un pubblico che ascolta e che magari giudica. Ma tu, Domenico Famà, sei soprattutto un direttore d'orchestra, un compositore apprezzato proprio per questa tua arte interpretativa. Che cos'ha quest'arte interpretativa che combina questo severo rigore con la massima espressività? Che cosa? Questo bisogna chiederlo a chi ascolta, però diciamo che appunto come dicevi tu Retta, io ho cominciato con lo strumento come fanno molti, poi la direzione d'orchestra è stata qualcosa di innato, una forma di vocazione diciamo che è arrivata subito dopo, ma che comunque chiacchieravo dentro, e i miei maestri, ho avuto un grandissimo maestro, Angelo Giardino è stato un grandissimo didatta della chitarra classica, e lui questo mi disse, superati 20 anni, mi disse guarda, la cosa migliore che puoi fare è, nonostante il livello